Istituto Masotto, serve un corso di sopravvivenza, sì, per superare la bufera politica. Ad accendere la miccia, un corso organizzato per le classi prime, con lo scopo di amalgamare il gruppo, di fare squadra. Qualcuno lo ha bollato corso paramilitare, ma oggi la scuola respinge con forza questa definizione. Mi è venuto da ridere, assolutamente, perché i nostri ragazzi non li porteremo mai ad attività di questo genere, non ha nulla di paramilitare. È un corso di team building, il cui obiettivo fondamentale era quello di far sperimentare agli studenti delle attività di tipo cooperativo per combattere il bullismo o forme di mancata collaborazione e cooperazione in classe. L'istituto, accusato di essersi trasformato in una scuola d'addestramento militare, insomma, ha fatto tutt'altro. I fondi europei per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica sono stati investiti in un progetto che ha permesso agli studenti di fare un'esperienza che nulla ha a che fare con il mondo militare e delle armi. I ragazzi hanno partecipato a varie attività, tra le quali quelle di imparare a socializzare tra loro e a attività di team building che passavano da attività molto semplici quali accendere il fuoco oppure sapersi orientare con una cartina in mezzo ai boschi. Poi hanno utilizzato una canoa per salire tutti assieme e remare nella stessa direzione, anche questo aiuta lo spirito di gruppo. E poi la parte anche molto interessante e utile della la parte medica, il soccorso, cosa fare in caso di emergenza. Oggi la scuola spegne le polemiche e ricostruisce le intenzioni di un corso che non ha nulla a che fare con la violenza, ma che al contrario ha introdotto i temi della solidarietà, del fare squadra tra gli studenti. E anche il sindaco di Noventa difende l'Istituto Masotto che forma i futuri lavoratori, dirigenti e imprenditori del Vicentino. È un fattore importante la formazione dei nostri studenti perché saranno i futuri lavoratori, ma anche un input affinché questi magari un domani diventino i prossimi imprenditori, perché qui la crescita della scuola è vista anche come crescita del territorio e su questo il Comune di Noventa Vicentina e tutte le istituzioni sono particolarmente attente.